panificio Volpe è nato nel 1948 dal bisnonno di mia moglie, al quale è subentrato il padre, sempre di mia moglie. Nel 2002 siamo subentrati noi, che è la figlia, e la stiamo conducendo tuttora. Insomma. Pane fresco, pane biscottato, che è una specialità tipica delle nostre zone. E per la zona dove siamo sentiamo l'influenza ferrarese, quindi c'è la coppia ferrarese, è una coppia sottile e lunga, pane condito quindi, con strutto ed olio d'oliva e prodotti dolciari di vario tipo. La coppia ferrarese è farina di grano tenero, acqua, strutto, sale, lievito, madre. Si fa con l'impasto con l'impastatrice, a forcella lenta, l'impasto deve essere fatto in modo lento e poi al giorno d'oggi si utilizza la macchina formatrice. Il pan biscotto deriva dall'esigenza di conservare il pane nel tempo. Quando un tempo non esisteva il frigorifero e bisognava appunto biscottare il pane per conservarlo nel tempo, ed essendo secco la prerogativa della freschezza rimaneva. E noi facciamo un tipo di pan biscotto in coppietta, cerchietto, condito. Pan biscotto bisogna cuocere il pane, dopo la lievitazione cuocerlo in forno e deve essere tolto bianco, bianchissimo, e poi passato nella biscottiera, che è un apposito strumento che serve appunto per l'essiccazione del pane, che dura diverse ore. A seconda della tipologia di pane dura dalle 6 ore alle 9 ore, per le dimensioni del pane. Sì, nella nostra zona appunto esiste questa tradizione di biscottare il pane già dai tempi più... Io sentivo già che i miei nonni ne parlavano, quindi non ti so dire gli anni, ecco. Appunto, hai parlato di tradizione, noi abbiamo le sfogliate, che sono un prodotto tipico del nostro panificio, che le aveva iniziate a produrre già il nonno, che è pasta sfoglia, e dopodiché viene farcita con crema pasticcera piuttosto che cioccolato o anche così naturale. Sì, la pinza onta non è altro che una focaccia condita con lo strutto, molto ricca di strutto e saporita. Sì, il metodo lì è semplice. Una volta lievitata viene cotta e tolta in modo che sia abbastanza soffice. È difficile portarla avanti in quanto i giovani si stanno rivolgendo sempre di più a prodotti che trovano nella grande distribuzione, quindi prodotti che si sono uniformati in tutte le zone d'Italia. Ecco. Si riescono a vendere questi prodotti soprattutto in occasione delle grandi ricorrenze, ecco. Oppure persone che tornano in queste zone in occasioni particolari e vengono a cercare appunto questi prodotti che si ricordano dai tempi di una volta. Insomma. Il nostro cliente tipo non è il giovane, qui abbiamo un tipo di clientela fissa che non è che per il paese dove siamo così, il cliente abitudinario cerca sempre più o meno gli stessi prodotti. Non disdegna però le novità, ecco, quindi si cerca di fare sempre qualcosa di nuovo. I giovani sì, sono anche loro curiosi, però come ti ripeto sono sempre legati al tempo, al tipo di acquisto legati al tempo che hanno a disposizione per l'acquisto, insomma. Secondo me sì, andando avanti con il tempo sì, per il fatto che appunto, come ti stavo dicendo prima, lì la grande distribuzione sta portando via una grossa fetta di queste tradizioni, a discapito della qualità. Un giovane che lavora, che parte al mattino e torna alla sera, non ha modo di fermarsi qui, prendere il pane come una volta. Sì, lo fa il sabato, può farlo il sabato, vedo anche durante il periodo estivo delle ferie, così vedi le persone che si fermano, guardano, però durante l'anno, presi i figli con la scuola, dalla fretta, prendono il pane una volta alla settimana, ecco.